Presidente Padrin, lei nei giorni scorsi sul suo sito ha lanciato un sondaggio che ha raccolto numerose adesioni, 1000 persone hanno risposto. In che cosa consisteva? Quali erano le domande? Qual è il quadro che ne è emerso? Diciamo poco più di 1000 che hanno risposto in 3 giorni. Le domande erano se erano favorevoli al fatto che in Italia si formasse una coalizione fra i maggiori partiti per risolvere la crisi economica, e il 54% ha detto di sì. L'altra domanda era relativa al fatto di andare subito a elezioni, e oltre l'80% ha detto di sì. Che cosa sta a significare questo? È un sondaggio che io ho fatto fra i frequentatori del mio sito, quindi persone tendenzialmente di centrodestra o almeno non ostili alla politica di centrodestra che caratterizza il mio mandato istituzionale. Significa che le persone vogliono delle certezze, vogliono certezze per la soluzione dei problemi e vorrebbero un sistema elettorale diverso da quello attuale, un sistema elettorale che definisca chi ha la responsabilità del governo e chi invece, perdute le elezioni, fa la minoranza, fa l'opposizione cercando di convincere i cittadini la volta successiva. Lei sul sistema elettorale si è speso a lungo in questi anni, però la situazione sembra ancora in una fase di stallo. Come muoversi a questo punto? Ma noi dobbiamo tenere presente che l'astensionismo e il voto dato a dei raggruppamenti nuovi e antisistema è frutto proprio di questa legge elettorale. Dove sta la contraddizione? Che noi dovremmo chiedere a chi ha beneficiato di questa legge elettorale di cambiarla, e non c'è un eccesso di altruismo in Parlamento, mi sembra.